Dopo 3 anni di assenza torna il grande derby nel campionato di Serie B, con il Calcio Padova femminile che ospita il Vicenza, ripescato in estate dopo l'ultimo campionato di Serie C. Nonostante una pressione costante e un grandissimo tifo con tanto di fumogeni e cori, il Padova non riesce ad andare al di là di un pareggio. Sul campo sintetico di Via Vermiglia Mortise finisce 1-1 al termine di una gara che ha visto le biancoscudate tenere in mano il gioco, soprattutto nel primo tempo, ma senza riuscire ad assestare il colpo del KO. Padova che va sotto dopo appena 5 minuti di gioco, con il numero 10 ospite Ganga, molto brava a calciare di prima, dal limite e a pescare l'angolino basso, dopo un'azione sulla destra. Il Padova reagisce, ma un minuto prima del gol subito aveva perso anche il centravanti Claudia Ferrato, vittima di una sospetta distorsione al ginocchio. D'Antonio va vicino al pareggio, prima che al 29esimo sia il terzino Alessia Mazzuccato a trovare l'1-1, sfruttando l'errore del portiere vicentino Dallavia, che interviene in maniera scomposta sul cross e si lascia sfuggire il pallone. Trovato il pareggio, le biancoscudate attaccano, ma sono sfortunate, visto che a fine primo tempo devono sostituire anche Marianna Fabbruccio, colpita da una violenta pallonata al volto. Nella ripresa parte meglio il Vicenza, che colleziona 2 occasioni nei primi minuti, con il solito capitano Ganga e con Foltran. Nelle file del Padova la più incisiva è ancora Alessia Mazzuccato, che si fa vedere prima con un tiro da fuori su punizione, quindi con una splendida percussione in aria conclusa con un sinistro alto di poco. Le ragazze di Mafficini ci provano fino all'ultimo. Negli ultimi 5 minuti restano anche in superiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Carboni, ma alla fine si accontentano del pareggio, uscendo tra gli applausi dei quasi 200 tifosi, trascinati dal club Avis biancoscudato. Con questo risultato entrambe le squadre salgono a quota 5 punti, con il Padova che la prossima settimana farà visita alla capolista Perugia.